con il nuovo compagno immagini pedopornografiche della figlioletta e dei nipotini. Il papà della ragazzina scopre l'orrore e fa arrestare entrambi. L'operazione dei carabinieri tra Treviso e Roma. Auto incendiate e andate completamente distrutta da Annone Veneto dopo una violenta rissa vicino al municipio. I carabinieri cercano tracce di accelerante. Un furioso incendio in tarda mattinata devasta a Velo d'Astico un ristorante pizzeria molto noto, danni ingenti, paure in paese. Non solo il carburante, incubo bollette per le famiglie con la guerra in Medio Oriente. La CGIA stima per i veneti 750 milioni di salasso nel 2026, allarme rincari anche nell'alimentare. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, il 18enne arrestato per la rapina nella villa del dentista Pieve di Soligo. Vive un profondo disagio giovanile diffuso, dice il suo avvocato, pronto a chiedere un'altra misura cautelare. I carabinieri di Montebelluna intimano l'ALT dopo averlo sorpreso a spacciare. Il 37enne nigeriano fugge in auto contromano e provoca 2 incidenti miracolosamente senza feriti. Monticello Conte 8, l'addio a Vincenzo Somma, stroncato a soli 21 anni da un malore in casa, lo strazio dei familiari e della fidanzata. Domani sera la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi alla presenza del Presidente della Camera. A Cortina si traccia il bilancio di un'edizione da record per le medaglie azzurre. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con un'orribile storia tra Treviso e Roma. 48enne trevigiana si scambiava via chat con il nuovo compagno immagini pedopornografiche della figlioletta e dei 2 nipotini. Il papà della ragazzina scopre tutto e fa arrestare entrambi. Operazione dei carabinieri. L'orrore in casa, nel posto che dovrebbe essere il più sicuro. L'orrore scoperto da una ragazzina, ancora più scioccante perché la sua mamma è protagonista di questo orrore. Una 48enne di Treviso che si dilettava a scambiare via chat con il nuovo compagno 52enne numerose immagini pedopornografiche che tra gli altri ritraevano la stessa figlia e 2 cuginetti di 5 e 8 anni. Questi ultimi, secondo gli investigatori, potrebbero aver subito violenza dalla stessa zia. È un quadro impressionante quello emerso dalle indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Roma, dove l'operazione è partita con la denuncia del papà della minorenne e che ha portato all'arresto della coppia. L'uomo ha raccontato che sua figlia, mentre era a Treviso a casa della mamma, sua ex moglie, aveva visto per caso nel PC della donna la chat tra lei e il nuovo compagno. Foto e video terribili di numerosi minorenni, lei stessa tra questi, immagini che l'hanno scossa e spinta a confidarsi con il papà. I carabinieri, per andare a fondo della questione, hanno raccolto testimonianze, interrogato la ragazzina e analizzato tutto il materiale informatico, come ad esempio cellulari, computer e tablet, sequestrati nel corso delle perquisizioni eseguite nelle abitazioni di Roma e Treviso. Ciò che hanno trovato metteva i brividi, un'elevatissima mole di foto e video dai contenuti sessualmente espliciti, e nelle chat tra i 2 indagati sono stati rilevati contenuti di natura pedopornografica incentrati sui loro commenti, con riferimento alle foto che ritraevano i minori nelle zone intime del corpo. Inoltre, nelle stesse chat, trovati altri commenti che fanno ipotizzare che i nipoti della donna siano stati costretti a subire attenzioni di natura sessuale dalla zia, come ripetuti toccamenti nelle zone genitali, contemporaneamente videoregistrati e commentati con lo stesso 52enne. Nel cellulare di quest'ultimo, infine, sono state trovate numerose altre immagini a contenuto pedopornografico di minori di 18 anni in pose sessualmente esplicite. Auto incendiate e andate completamente distrutte ad Annone Veneto dopo una violenta rissa vicino al municipio. I carabinieri cercano tracce di un accelerante. Notte di paura ad Annone Veneto, dove 4 auto sono state distrutte dalle fiamme in un incendio divampato in un'area di sosta. Il rogo si è sviluppato nel cuore della notte, svegliando i residenti della zona e i tanti automobilisti in transito che hanno dato l'allarme vedendo i veicoli avvolti dal fuoco, considerato che proprio a ridosso si trova anche un distributore di carburante. Subito allertato anche il primo cittadino di Annone. Il primo pensiero va sicuramente ai possessori delle auto, che comunque insomma sono persone che usano l'auto per lavoro, per impegni familiari, e quindi si trovano sicuramente adesso ad avere un problema in più da risolvere. E poi insomma certo non fa piacere che succedano questi episodi
soprattutto nel paese dove appunto si sta amministrando. I proprietari delle auto andate letteralmente distrutte sono 2 residenti di Annone Veneto e 2 cittadini di origine rumena di etnia rom. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Motta, Portogruaro e San Vito, che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'area, evitando che le fiamme potessero propagarsi ad altri mezzi. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri. I militari stanno verificando la presenza di eventuali tracce di accelerante sui veicoli e sull'asfalto per capire se si sia trattato di un incendio doloso. Un elemento che gli investigatori stanno valutando con attenzione è quanto accaduto poco prima del rogo nei pressi del municipio. Sarebbe infatti scoppiata una violenta rissa tra più persone. Gli inquirenti stanno cercando di capire se tra i 2 episodi possa esserci un collegamento e se le auto possano essere state date intenzionalmente alle fiamme come possibile ritorsione. Comunque anche nel municipio nella piazza ci sono delle telecamere, per cui se le forze dell'ordine dovessero aver necessità, tramite gli uffici c'è la possibilità di accedere anche a questi video. Al momento nessuna pista viene esclusa mentre proseguono gli accertamenti. E un furioso incendio in tarda mattinata a Velo d'Astico nel Vicentino ha devastato il ristorante pizzeria Ciocis, danni molto ingenti e paura in paese. Tanta paura questa mattina a Velo d'Astico per l'incendio che ha distrutto il noto ristorante pizzeria Ciocis in via Venini. Il violento rogo, sviluppatosi poco prima di mezzogiorno, in breve ha raggiunto la parte superiore dell'edificio. L'allarme è scattato alle 11:35 quando dal tetto e dal sottotetto del locale hanno iniziato a uscire volute di fumo e fiamme. Il locale è gestito da Gabriella Pellegrini e dal marito Egidio Corrà, che abitano nelle vicinanze. Solo ieri sera, hanno raccontato i titolari angosciati, il ristorante era regolarmente aperto e pienamente operativo. Questa mattina, intorno alle 9, il titolare era entrato nei locali per aprire e fare arieggiare gli ambienti in vista del servizio serale. Le fiamme, partendo dal vano scale, si sono propagate rapidamente alla struttura, costringendo un intervento massiccio dei soccorsi. In via Venini sono arrivati 14 vigili del fuoco con 2 autopompe, 3 autobotti e un'autoscala, provenienti dai distaccamenti di Schio, Tiene, Asiago e dalla centrale di Vicenza. L'obiettivo principale delle squadre è stato contenere il rogo e impedire che si estendessero agli edifici vicino. Un rischio concreto vista la posizione del ristorante all'interno dell'abitato. Molte le persone evacuate. I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Il fuoco ha parzialmente distrutto il tetto causando danni ingenti. Il locale di fatto risulta quasi completamente distrutto nella parte superiore, con pesanti conseguenze per l'attività. Fortunatamente non si registrano feriti. Sono intervenuti anche i carabinieri di Schio che stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione l'origine del grave incendio. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore. A Velo d'Astico resta ora l'amarezza per un'attività molto conosciuta e apprezzata in tutto il circondario, messa in ginocchio dalle fiamme. Il conflitto in Iran e le ripercussioni sull'economia. La CGIA di Mestre stima aumenti di 751 milioni di euro all'anno per le bollette delle famiglie venete, destinati a crescere anche i prezzi dei prodotti alimentari. Oltre 751 milioni di euro. A tanto, secondo le stime della CGIA di Mestre, potrebbero ammontare i rincari delle bollette per 2 milioni di famiglie venete. Gli incrementi più consistenti nella provincia di Padova, con una stima di 143,7 milioni. Seguono Verona, Venezia, Treviso con 131,3 milioni di euro e Vicenza. Un salasso al quale vanno aggiunti gli aumenti del carburante, con il diesel che in queste ore ha toccato anche punte di 2,2 euro al litro, con le inevitabili ricadute sulle attività artigianali e commerciali. Lo conferma il maestro pasticcere Massimo Albanese. In ogni caso questi aumenti che possono esserci stati in quello che è l'ambito dei trasporti incidono nelle materie prime per noi e quindi abbiamo comunque subito dei rincari.
Ma se petrolio e gas risultano essere, a 2 settimane dallo scoppio del conflitto in Iran, le materie prime che hanno registrato l'impennata maggiore, non sono da trascurare le oscillazioni dei prezzi di altri beni che con la festa del papà e la Pasqua alle porte rischiano di pesare sulle produzioni legate a queste ricorrenze. Il cacao, il caffè, poi ciclicamente burro e uova aumentano proprio a ridosso delle festività di Natale e Pasqua. Oscillazioni fisiologiche dei prezzi, oggi più che mai rimarcate a causa del conflitto in Medio Oriente, ma Albanese rassicura. I rincari ci sono, io come azienda e comunque il nostro settore siamo tutti dell'idea che in questo momento è opportuno mantenere i prezzi calmierati e quindi non applicheremo degli aumenti, soprattutto in vista di queste festività. Festività dunque salvate dagli aumenti, ma le preoccupazioni, inutile negarlo, guardando al futuro, restano. Purtroppo queste cose creano un po' di preoccupazione, un po' di agitazione sia nel nostro contesto e quindi nella questione produttiva e anche nella clientela. Inseguimento da film e tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Montebelluna. La fuga contromano di uno spacciatore provoca 2 incidenti, l'uomo arrestato. Quando si è vista arrivare addosso l'auto come un missile, probabilmente ha pensato che fosse finita. Invece, miracolosamente, la 44enne che stava tranquillamente guidando la sua vettura è rimasta illesa, anche se scioccata dall'impatto. Quel missile si era appena scontrato con un'auto dei carabinieri dopo aver imboccato una via contromano nella sua folle e pericolosa fuga. A bordo, in possesso di un bazar della droga, c'era un 37enne nigeriano che aveva poco prima ignorato l'alt dei militari. Una scena da film a Montebelluna in pieno pomeriggio. I carabinieri avevano documentato la cessione di droga con un cliente nel parcheggio di un supermercato. Di qui il blitz per fermarlo, ma il 37enne ha dato gas alla sua vettura, scappando e dando inizio all'inseguimento che ha provocato 2 incidenti con gravi danni sotto gli occhi allibiti dei passanti. Una volta bloccato gli è stata sequestrata la droga, 12 involucri di cocaina, 15 di eroina, 350 euro in contanti, guadagno dello spaccio. Per lui è scattato l'arresto, convalidato, è stato posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. E a Thiene un 33enne è stato arrestato dopo una fuga in auto durata diversi chilometri. Una fuga in pieno giorno, rocambolesca e pericolosa a bordo di una vettura potente, inseguito dalle pattuglie dei carabinieri. La scena da film d'azione ha avuto come protagonista un 33enne di nazionalità straniera che stava transitando nel territorio di Caltrano alla guida di un Audi A3. Mercoledì mattina intorno alle 8, alla vista di una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile di Thiene, impegnati in un controllo alla circolazione stradale, non ha obbedito all'alt imposto dai militari. È iniziata così la sua fuga a forte velocità lungo diverse arterie stradali della zona, mettendo in grave pericolo l'incolumità sia dei carabinieri al suo inseguimento sia degli altri utenti della strada. Solo dopo una decina di chilometri il 33enne si è fermato in una piazzola di via Lago di Garda ai margini della zona industriale di Schio, dove nel frattempo erano arrivati anche altri equipaggi della compagnia dei carabinieri. In seguito ai primi accertamenti l'uomo risultava sprovvisto di patente di guida che risultava revocata. L'autovettura utilizzata per la fuga, intestata alla sua convivente, è stata quindi sottoposta a fermo amministrativo. Nei confronti del conducente, che è stato portato nelle camere di sicurezza della tenenza di Due Ville, è scattato l'arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale. Nel Pordenonese adesso, con la comunità di Brugnera che non si dà pace per la morte del 55enne rimasto schiacciato dal mezzo agricolo che stava riparando. Era una persona solare, splendida e che sicuramente mancherà al paese. La notizia della morte di Mary Scorazza ha scosso profondamente il comune di Brugnera e l'intero territorio pordenonese. Una vicenda iniziata con un grave incidente e conclusa con l'epilogo più tragico dopo la disperata corsa in ospedale. Il 55enne, padre di famiglia, stava effettuando alcuni lavori di manutenzione a un trattore acquistato da poco, un mezzo di seconda mano. Si trovava nell'area della proprietà di famiglia che ospita sia l'abitazione sia l'azienda agricola. Con lui c'era anche il figlio Alex, 26enne, con il quale condivideva la passione per la viticoltura, ma il giovane si era allontanato per qualche minuto. Poco dopo, per causa ancora in fase di accertamento, Corazza è rimasto incastrato sotto il trattore. Il torace è stato schiacciato da un rullo agricolo dal peso di circa 100 kg. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sono state la moglie e la sorella della donna, che si trovavano all'interno dell'abitazione.
Sul posto sono intervenuti rapidamente ambulanza, automedica, elisoccorso, vigili del fuoco e carabinieri per i rilievi. Nel frattempo le persone presenti erano riuscite a liberare l'uomo dal pesante rullo rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo. Lo schiacciamento del torace ha però provocato un arresto cardiaco. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma una volta arrivato all'ospedale di Pordenone non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. Il trattore è stato posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti. La famiglia è sotto shock e resta chiusa nel silenzio, così come molti vicini che non riescono a darsi pace. Uno di loro si limita a dire che ha il cuore rotto dal dolore. Mary Scorazza lavorava come responsabile della logistica alla Friuli Intagli, portava avanti anche l'azienda agricola di famiglia ed era conosciuto per la grande passione per la terra e per la natura, passione che aveva trasmesso anche al figlio Alex. In paese, inoltre, era molto attivo e conosciuto. È un giorno, possiamo dire, di lutto cittadino, che era una persona solare, sempre sorridente. Mi sono arrivate anche tante chiamate proprio per capire com'era successo e perché lo conoscevano e sapevano com'era questa persona. Una persona, come ho già detto, che era anche col paese, gli piaceva fare da mangiare, cucinare, si era avvicinato anche all'associazione, alla festa del vino, e poi la famiglia, una bella famiglia con grandi valori, partendo proprio da Meris, che è venuto purtroppo a mancare prematuramente, alla moglie Mary, ai figli Alex e Luca. Quindi veramente una triste notizia, ecco. E oggi a Monticello con Teotto i funerali di Vincenzo Somma, il pizzaiolo di 21 anni morto per un improvviso malore. Vigardola di Monticello con Teotto si è fermata questa mattina. Almeno 500 persone sono davanti alla chiesa di San Floriano per i funerali di Vincenzo Somma, il ragazzo di 20 anni morto improvvisamente nella sua casa. Tanta la commozione, tanti i ragazzi presenti, paloncini bianchi e azzurri hanno costellato intorno le vicinanze, i parcheggi. Il comune ha espresso, è presente con il sindaco, e autorità varie hanno voluto portare il loro cordoglio alla famiglia di Napoli, che qui aveva una pizzeria. Infatti Vincenzo lavorava nella pizzeria ed era una figura molto conosciuta e molto apprezzata in paese, lui e la sua famiglia. Tanti messaggi di cordoglio, una situazione molto commovente. Tra un po' uscirà la bara. Un lungo applauso ha accolto l'uscita del feretro, accompagnato con il lancio di palloncini bianchi e azzurri che, con la sciarpa appoggiata sulla bara, sono stati un omaggio alla squadra di calcio del Napoli, la grande passione di Vincenzo, che avrebbe voluto fare il calciatore. Una strada bloccata dalla sua fragilità cardiaca, ma la passione si è trasferita nella pizzeria di famiglia. Gli esterni del locale, quest'oggi, di fronte al quale si è fermato un momento il carro funebre per l'ultimo omaggio, erano colmi di mazzi di fiori e messaggi. Struggente quello della fidanzata Marta. Vivimi senza paura, che sia una vita, che sia un'ora. Me lo dicevi, me lo cantavi sempre. Avrei voluto viverti una vita intera, tanto che giusto di recente ti avevo detto che un giorno, quando sarebbe successo, avrei preferito morire prima io per non vivere un solo giorno della mia esistenza senza dal mio fianco. Il vuoto che mi hai lasciato resterà incolmabile, ma cercherò di riempirlo almeno in parte facendo le cose che hai sempre amato tu. È un'intera comunità affranta, molto molto unita. Il parroco ha detto se ne vanno sempre i migliori, ma io credo che proprio perché sono i migliori restano così, in mezzo a tutti, veramente tanti giovani. Era un ragazzo di una maturità straordinaria per la sua età. Veniva qui al mattino come me, alle 5:30 ci trovavamo al mattino, impastava la pizza, poi andava a casa e ritornava nel pomeriggio a sistemare le cose, e alla sera lavorava fino alle 10:30, 11 di sera per fare le pizze. Era un ragazzo che è un figlio che vorrei anch'io averlo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 18enne arrestato per la rapina nella villa del dentista Alessandro Bubola a Pieve di Soligo. Si tratta di un giovane di 18 anni che evidentemente vive quel disagio giovanile molto diffuso e anche molto pericoloso, così ampiamente, quasi oserei dire epidemicamente rapportato anche al nostro territorio. Il ragazzo era completamente ammutolito, era bloccato, non ha detto nulla, ma non aveva neppure lucidità per dire qualcosa.
Occhi bassi, sguardo contrito, bocca chiusa, così il 18enne Halil si è presentato agli inquirenti nel carcere di Santabona nell'interrogatorio di garanzia per la violenta rapina nella casa della famiglia Bubola a Pieve di Soligo, dove sarebbe stato peraltro riconosciuto da uno dei figli dei proprietari. Il giovane quindi ne ha tentato di difendersi, né tantomeno ha fatto i nomi dei due complici, sui quali si continua a indagare. È possibile che sia rimasto succube dei suoi complici, che sia succube di altri? Guardi, questo non lo so, perché giustamente non ho elementi di fatto per affermare questo. Dico che ha 18 anni. Halil resta in carcere in attesa di una svolta nelle indagini che sembra imminente. Da questo dipenderà anche la tattica difensiva nel breve periodo. Ho anticipato, la madre che piange qua in studio ore piantonata, ho anticipato questo al giudice, ho chiesto una sostituzione di misura, ma ritengo che in questo momento la tempestività della sostituzione di misura avverrà in una fase successiva. Ecco. Sullo sfondo resta il precedente, la rapina consumata a Refrontolo un anno fa nella villa dei gelatieri d'Oimo. All'epoca il giovane era minorenne e avrebbe agito come basista della banda, sapendo che in quella casa c'erano dei soldi. Pur nella massima cautela, Riponti marca la differenza. Un anno fa la situazione era diversa. Questa volta ha partecipato, aveva parlato anche con i carabinieri di quello che era successo, delle motivazioni, aveva dato le sue spiegazioni. Questa volta qua invece è come discutere con una colonna di marmo, ecco, non si discute. Parla da legale difensore Riponti, ma anche da docente universitario di criminologia. Ne esce un quadro inquietante. Probabilmente questi giovani, ed è una questione inquietante, sia minori che appena maggiorenni come in questo caso, vivono una dimensione di rapporto con la realtà assai peculiare, sono immersi in un mondo mediatico e anche web e anche internet in cui i modelli che circolano sono modelli di violenza, sono modelli di volgarità, modelli di brutalità. Io sono particolarmente addolorato da questa faccenda e anche molto solidale con le persone offese che hanno vissuto dei momenti drammatici. Però noi dobbiamo pensare a rifondare la nostra società per quanto riguarda i rapporti con il mondo giovanile. La Protezione Civile del Veneto ha dichiarato la fase operativa di attenzione allerta gialla per rischio valanghe su Dolomiti e Prealpi Venete, valida a partire dalle 22 di stasera. Sono in corso deboli nevicate che dalla serata diventeranno più intense. Entro domani gli apporti nevosi, specie sulle Dolomiti meridionali, Prealpi Bellunesi e Vicentine, potranno raggiungere i 35-40 cm a 2000 metri, ma localmente potrebbero risultare più abbondanti. Sono attese anche valanghe da slittamento sotto i 1700 metri, specie nella zona delle Prealpi. Ultime battute delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, ed è tempo di bilancio più che positivo per il medagliere azzurro. Rush finale per le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Ultime ore di entusiasmo per vittorie e medaglieri di entrambe le manifestazioni, ed è fuori discussione che, a dispetto dell'ordine dei nomi, siano state le Olimpiadi molto più di Cortina che di Milano, ma è anche vero che è tutto il Veneto ad aver dimostrato ottime qualità organizzative sotto ogni aspetto. Siamo qui però a constatare che la macchina fino ad oggi ha funzionato molto bene, gli operatori, i volontari soprattutto, ma tutti coloro che erano in prima linea hanno dimostrato una grande capacità di saper accogliere in un luogo molto particolare, perché insomma sappiamo benissimo le dimensioni di Cortina d'Ampezzo e della realtà delle Dolomiti, e saper appunto ospitare un evento di così grande importanza, e quindi penso che il Veneto ancora una volta abbia dato dimostrazione di grandi capacità, partendo naturalmente dagli aeroporti dove arrivavano le persone da tutto il mondo, passando per Verona come città che ha ospitato i più belli spettacoli della chiusura delle Olimpiadi piuttosto che l'apertura delle Paraolimpiadi, e Cortina d'Ampezzo naturalmente che è stata la regina di questo evento.
Dopo la diretta di giovedì sera con il grande successo di ascolti su Antenna 3, il processo alla vecchia di Ponte Dante torna in replica domani alle 16:15, sempre naturalmente sulla nostra emittente, per rivivere insieme tradizione e sorrisi di una manifestazione che a Treviso non conosce età. Dunque l'appuntamento con la replica del processo alla vecchia di Ponte Dante domani a partire dalle 16:15, naturalmente su Antenna 3. Con questo appuntamento da non perdere chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.